Questo è il manifesto che vedranno i raffadalesi. Chi sono questi personaggi? Allora, Giacomino Di Benedetto, che deve ritirare di corsa la candidatura a sindaco e andarsene a casa, è la pecora nera della mia famiglia. Giacomino ed io discendiamo dall'avvocato Stefano Larizza, che è il personaggio più importante dell'Ottocento raffadalese, uno dei personaggi più importanti del Risorgimento agrigentino, una figura mitica di lottatore contro la mafia. Totò Di Benedetto ha sì lo stesso cognome di Giacomino Di Benedetto, ma non ha nulla da spartire con Giacomino Di Benedetto. Giacomino Di Benedetto dovrà al più presto sparire dalla scena politica raffadalese. Si è candidato a sindaco con prevaricazione ed imbrogli all'interno del Partito Democratico, calpestando la volontà del popolo raffadalese di sinistra, calpestando i diritti di 4 consiglieri comunali su 5, incluso il capolista Aldo Virone, l'avvocato. Giacomino Di Benedetto, la pecora nera della famiglia, è colui che ha riempito gli enti pubblici della provincia, incluso l'ente provincia, che era amministrato da lui come consigliere, di quadri del cognato, pittore campano di scarsa fama, fratello della sua signora moglie. Giacomino è colui che ha venduto il ruolo dell'opposizione all'Assemblea regionale siciliana grazie al contributo che misteriosamente, tra molte virgolette, l'Assemblea di cui lui fa parte ha deciso di erogare al centro studi fantasma della moglie Ester Vedova. Giacomino Di Benedetto è colui che quando i gueli di Campobello di Licata furono finalmente colpiti dagli ordini di custodia antimafia della magistratura e poi il comune sciolto per mafia, se ne andò a fare il comizio assieme al genero di Gueli per accusare ed insultare me e gli altri che avevano fatto una battaglia di liberazione per Campobello di Licata. Giacomino è colui che, con tanto di sentenze che hanno ricostruito le collusioni mafiose, condannando definitivamente per mafia figlio e genero di Gueli, se n'è andato a rendere onore, come se fosse una personalità pubblica di grande livello, al sindaco Gueli appena defunto, accanto a Capodicasa che urlava sciacalli, iene e corvi a chi, come me, la magistratura e i carabinieri, scontrandoci con la mafia, avevano fatto la battaglia contro il clan dei Gueli. Giacomino è colui che assieme a Capodicasa, quando Gueli, ancora in misura cautelare, con un figlio e un genero indicati come killer di mafia, mi minacciava di morte, stavano in silenzio solidarizzando con Gueli e mi attaccavano.